Amici dell'Antenore Sport Padova, benvenuti, bentrovati al Palagozzano. È la sesta giornata di campionato dei calcio a 5 Serie C1. L'Antenore Sport Padova torna in casa per affrontare una delle partite più sentite dell'intero campionato, il derby contro il Vigo Real. L'Antenore, dopo un inizio un pochino, diciamo così, balbettante, con una sconfitta e un pareggio nelle prime due giornate, è reduce da 3 vittorie consecutive che le hanno permesso di agguantare il secondo posto in classifica con 10 punti, alle spalle però di un futsal Marco Polo che è praticamente imbattibile. Le ha vinte 5 su 5, alla prova anche di un avversario che non è sicuramente da sottovalutare. Il Vigo Real ha 8 punti mentre comincia in questo momento la partita. Questo primo minuto di gioco è sempre l'Antenore in possesso palla. Grieco con la punta, deve distendersi il portiere per parare. Lancio lungo a cercare, a trovare l'ottimo inserimento. Attenzione, pericolo! La conclusione di Meneghello, grande risposta di Mingardo, ma prima occasione anche per Vigo Real. Cinquino la prova a mettere in mezzo, attenzione, rischia autogol, incredibile, si mette le mani sulla faccia, ma c'è l'autogol di Zecchinello. L'arbitro ha visto che il pallone ha superato la linea, il suo assistente dice però di no. Cos'è successo? Non è gol, ma corretto Cesari, perde palla però Grieco, la recupera quindi Sacca, ancora Cesari a sporcargli l'azione. Sacca entra in area e c'è il gol. Vigo Real è passato in vantaggio con il gol di Bongu che fa esplodere anche la nutrita delegazione del settore ospite. Quindi quando sono passati 9 minuti e mezzo di gioco si sblocca il risultato al Palagozzano. Pallone indietro dove c'è Mingardo che serve proprio Rizzi. Si complica la vita alla traversa, incredibile, ha rischiato qua tantissimo l'Antenore per la traversa di Sacca. Supererebbe anche in classifica l'Antenore, attenzione a Bongu perché si può involare con il destro. Incredibile, sfiora il 2-0, Antenore un po' in tilt in questo momento. Può ripartire l'Antenore in contropiede, attenzione Rizzi forse qua un po' lento, quindi permette alla difesa ospite di recuperare, poi va alla conclusione, Papi, il tiro, la parata, ancora Papi per Rizzi. Questa era una buona occasione ma non è finita, Rizzi il tiro, respinto ancora. L'Antenore ci sta provando. È ripartito il secondo tempo qui al Palagozzano tra Antenore Sport Padova e Vigo Real, sempre 1-0 il punteggio con il quale si è concluso il primo tempo. L'Antenore deve cercare di recuperare, ci prova adesso con la rete, ha segnato credo Jacopo Rizzi, sì, sull'assist di Cinquino dopo un minuto di gioco del secondo tempo. L'Antenore pareggia subito i conti con il gol di Rizzi su assist di Cinquino. Riparte la Vigo Real, Papi prova il pressing, non butta via però il pallone, bravo Zecchinello che però qua si incespica, poi cade Papi ed è, attenzione, rigore o fa il rosso, inevitabile il rosso. Parte Papi, rete! Antenore 2, Vigo Real 1, ha segnato Diego Papi dal dischetto, la ribalta l'Antenore. Bongu affrontato da Grieco, non c'è fallo, Grieco va al tiro. Scotton si complica un po' la vita, riesce però a servire Sacca che però ha contrastato efficacemente da De Vivo, il tiro di Cinquino, palo esterno, vicino al terzo gol Antenore. Per la partita tra Antenore e DBS. Scotton, incrocio dei pali, con un destro terrificante vicino al pareggio la Vigo Real. La palla alta per Stivanello, la colpisce in testa Cabral che riesce a recuperarla, viene buttato giù e qua ci sono gli estremi per un altro rosso ed è così, rosso anche per Stivanello. L'Antenore con Rizzi che ha cercato la conclusione, fermato dal muro avversario. Papi va via sulla destra, mette in mezzo per Cabral, Cabral per Rizzi, miracolo del portiere, qua poteva chiuderla l'Antenore. Calcio d'angolo e manca un secondo alla fine, Meneghello proverà la bomba in area probabilmente. È così, è finita però,
non riesce la preghiera al Vigoreal. Plantenore vince la quarta partita consecutiva, batte 2-1 la Vigoreal nel derby, rimontando lo svantaggio del primo tempo segnato da Bongu grazie alle reti arrivate a inizio ripresa di Rizzi, al calcio di rigore trasformato da Papi. Salgono i decimi della Palagozzano e fa festa Plantenore Sport Padova che ha battuto 2-1 la Vigoreal.